Bentornati amici a Ragioniamoci Sopra, io sono Giuliano Zolin, Radio Libertà e come sempre affrontiamo i temi legati alle questioni delle regioni, ragioniamoci sopra appunto, e in particolar modo dell'autonomia, qui su Radio Libertà, ripeto. Partirei, ne abbiamo parlato tantissimo, numeri, situazioni, cose, ma quello che colpisce in questi giorni sono 2 fatti principali. Uno che ahimè, abbiamo visto tutti, ha coinvolto la Romagna in particolare, ma e anche altre regioni, ma soprattutto la Romagna, con un disastro ambientale figlio di innumerevoli copiosi piogge e anche di lavori non fatti in determinati territori che hanno permesso, diciamo, la fuoriuscita dei fiumi, allagamenti, aziende rovinate o comunque danneggiate e ci vorrà del tempo per ripartire, oltre che soldi. Ma la cosa che diciamo, ha fatto molto scalpore è stato l'immediato botta risposta tra Regione Emilia Romagna e governo di Roma, sulla questione, competenze, chi doveva fare cosa, no, cioè e quindi avevamo visto che, da una parte c'era il ministro Musumeci che aveva detto: "Guardate noi i soldi li abbiamo dati, ma non sono stati spesi." La regione Emilia Romagna aveva detto: "No, guarda sì, effettivamente noi abbiamo ricevuto i soldi, abbiamo avviato dei lavori, però, poi, noi volevamo anche la gestione dell'emergenza, ma avete in realtà voi, governo centrale, nominato Figliuolo come, commissario unico per l'emergenza e la ricostruzione, quindi noi non abbiamo potuto operare, come dire, a 360 gradi, ma soltanto in una parte un ambito delimitato che era quello dei lavori, appunto, di messa in sicurezza del territorio, dell'ambiente, dei fiumi, ponti, strade e compagnia. Allora, chiaramente si è creato il solito derby, no, cioè da una parte chi diceva: "Ah sì, i soldi li hanno dati e l'Emilia Romagna non è stata capace di spendere", dall'altra parte l'Emilia Romagna che dice: "Eh sì, però ne abbiate dati pochi, volevamo completamente la gestione", e quindi si è creato il solito derby. La questione qua, che, secondo e alcuni ovviamente hanno detto: "Ecco vedete poi con l'autonomia questo peggiorerà." In realtà proprio il contrario, nel senso che adesso, diciamo è vero che per esempio l'ambito di protezione civile o comunque dell'ambiente, lavori del territorio è una competenza regionale, però è una competenza regionale chiamiamola così, anche un po' concorrente, no, cioè nel senso che concorre sia lo Stato centrale che la regione, diciamo, alla tutela dell'ambiente e del territorio. Con l'autonomia, dove di fatto una regione, se vuole, perché bisogna sempre ricordarlo, se vuole prende in mano la situazione e dice: "Okay, è tutta mia la competenza", ma chiaramente ha necessità di risorse. Perché adesso c'è questo solito rimpallo tra adesso al di là del caso della Romagna, ma qualsiasi regione, c'è sempre il solito rimpallo che, per dire, il presidente della regione dice: "Okay, sistemo un territorio", poi però non c'ha i soldi e quindi deve chiedere al governo centrale che gli stanzi dei soldi. Allora quei soldi da dove son sempre pochi. La regione magari a sua volta avrebbe le risorse per fare meglio, ma non può perché ci son dei vincoli chiaramente di fiscalità generale che impediscono alla regione di operare e di investire magari in un determinato settore, come in questo caso magari la tutela del territorio e dell'ambiente e la messa in sicurezza chiaramente di fiumi, ponti, strade e compagnia cantante. Però quello che colpisce, adesso purtroppo non vorremmo fare dell'ironia su una situazione del genere, quello che colpisce è proprio il fatto che l'Emilia Romagna, in particolar modo, tutto il gruppo dirigente del PD, che chiaramente in Emilia Romagna, governa ed è storicamente, preponderante, se non dire dominante da decenni, dice: ma noi volevamo tutta la gestione." Cioè, allora a me sorge un come dire, un ragionamento, dire: "Cavolo, l'autonomia va bene solo quando la dicono loro." No, nel senso che l'autonomia, serve solidarietà, compartecipazione, aiuto, non lasciamo indietro nessuno, però quando si tratta del proprio territorio e di casa propria, allora chiaramente, questi signori volevano tutta l'autonomia per loro e la gestione completa in maniera autonoma
del territorio in questo caso e della sicurezza dell'ambiente. Cioè colpisce questo nel senso che, quando invece si tratta di dire: "Beh, vabbè", definire in ambito generale, le competenze, le risorse come previsto nella legge Calderoli, allora il PD è in prima fila a raccogliere le firme contro il per portare a casa per spingere per un referendum che abolisca la legge Calderoli, che di fatto determina un quadro entro il quale poi le regioni possono trattare, di fatto avviare chiaramente il percorso dell'autonomia concreto. E invece in questo caso qua la regione Emilia Romagna, in particolar modo il PD, dice: "Cacchio, la volevamo tutta noi la gestione e invece voi avete mandato uno da Roma", che vabbè, il generale Figliuolo, che, tra virgolette, ha fatto, un altro lavoro, chiaramente eccesso, speriamo noi tutti noi, conoscendo l'esperienza del generale Figliuolo anche nella gestione Covid, ma chiaramente anche perché il PD non è che va contro Figliuolo, dice: "È proprio il sistema che non è piaciuto a loro." Punto perché volevano il 100% della gestione nel territorio. E questa è l'autonomia, quando tu vuoi il 100% della gestione del territorio. Quindi questa storia dell'Emilia Romagna paradossalmente insegna che proprio l'autonomia differenziata, metterà fine a questo, rimpallo di responsabilità: toccava a te, toccava a me, hai dato i soldi, pochi, tanti, ma la gestione è mia, la gestione è tua. Insomma, metterebbe fine l'autonomia differenziata a questa Babele di che cosa porta? Aumento della burocrazia, deresponsabilità, perché poi deresponsabilizzazione, perché poi sappiamo bene che non si sa poi di chi sia la colpa magari di un danno, e ovviamente poi anche spreco di risorse perché chiaramente, quando i soldi sono miei, sono tuoi, sono dell'altro, alla fine poi si spendono, ma non c'è quel controllo e quella voglia di, non sprecare che magari invece avviene se la gestione è tutta mia, la competenza è tutta mia e la responsabilità è tutta mia, allora in quel caso sto molto attento a spendere anche 1 € e soprattutto sto molto attento a investire nei territori affinché poi i cittadini, che poi devono votarmi a me amministratore del territorio, possano apprezzare il lavoro che ho fatto o non apprezzare e in quel caso votare un'altra persona. Però non è il primo caso questo qua dell'Emilia Romagna dove il PD dice: "L'autonomia va bene solo quando lo dico io." Perché nei giorni scorsi, proprio quando è scoppiata, purtroppo l'emergenza alluvione in Emilia Romagna, c'era un altro caso, tra l'altro, in Campania, dove addirittura Renzi e De Luca sono tornati amici per attaccare l'autonomia, no, in sostanza è successo che lo abbiamo letto su Il Quotidiano del Sud, che è un giornale appunto, che si occupa di tematiche, legate alle regioni, del Mezzogiorno e di fatto è un giornale nettamente anti-autonomista, però c'era una notizia che secondo me meritava di essere raccontata. Cioè praticamente la regione Campania, valuta un ricorso contro ha dato cioè a metà settembre la regione Campania ha deliberato di dare mandato all'avvocatura regionale e all'ufficio legislativo, di valutazione per valutare il profilo di illegittimità costituzionale del decreto legge Sud, che è quello che di fatto istituisce la nuova zona economica speciale Sud, cioè la ZES. Ehm, Cos'è questa ZES? Allora, la ZES se ne parla, è presente in tutta Europa queste zone economiche speciali, sono di solito legate a porti, o comunque territori o magari di confine, interporti, zone logistiche, no, dove in sostanza l'impresa che va a mettere la residenza in quel territorio ha un sacco di benefici che possono essere sotto forma di credito d'imposta, cioè magari paghi meno, chiaramente paghi meno tasse, ma anche, benefici a livello di lavoro, nel senso parliamo di magari in questo caso c'è per la ZES, unica, un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro. Cioè io assumo una persona, ma
non devo pagare i contributi perché fino a un tot per cento, li paga lo Stato praticamente, no, questo per incentivare chiaramente la creazione di nuovi insediamenti produttivi in un determinato territorio. Allora cosa succede? Che chiaramente le ZES erano nate già nel 2017 o comunque si era parlato di questo, poi hanno avuto un parto molto travagliato, ZES che diciamola tutta è una specie di autonomia o comunque di una zona economica speciale che può essere assimilabile all'autonomia, che riguarda chiaramente il sud, perché il sud ha un maggior bisogno di insediamenti produttivi, chiaramente per recuperare quel famoso gap che dagli anni '60 si è allargato tra nord e sud, non certo per colpa dell'autonomia, ma forse per colpa del centralismo, visto che l'autonomia non c'è mai stata fino ad oggi, chiaramente. Questo, chiaramente non è andato bene alla regione Campania perché questa nuova ZES, tra l'altro con il decreto Sud appunto varato da il ministro Fitto, che adesso è vicepresidente della Commissione europea, di fatto crea una regia centralizzata, cioè nel senso per evitare magari sprechi ha detto: "Guardate, facciamo una cabina di regia a Roma dove tutte le 8 regioni del sud, diciamo, ci sarà un coordinamento unico per quanto riguarda, tutte le varie iniziative per coinvolgere nuovi insediamenti produttivi e compagnia." Questo però chiaramente non è andato bene, come abbiamo appena detto, alla regione Campania che addirittura vuole valutare un ricorso, contro presso la Corte Costituzionale, un po' come quello che hanno fatto proprio le regioni stesse che vogliono hanno fatto appello alla Consulta per, sperare che venga dichiarata illegittima, incostituzionale la legge Calderoli, considerando tra parentesi che la legge Calderoli che crea la base, il quadro di interventi, per quanto riguarda l'autonomia differenziata, è stata promulgata anche dal Capo dello Stato che in teoria, a casa mia, o meno quello che sapevamo, che abbiamo letto sui libri di scuola, è il garante della Costituzione. Comunque la Regione Campania, appunto, come dicevamo, è andata o studia, sta pensando di fare un ricorso, appunto contro questa ZES unica del Sud, perché, ci sono delle norme che secondo la Regione Campania, a una prima analisi sono gravamente lesive delle prerogative della regione. E questa ragazzi è una bellissima frase perché, se la regione Lombardia, la regione Piemonte, la regione XY chiede un'autonomia e un rispetto delle prerogative della regione, allora vogliono sfasciare l'Italia, la secessione dei ricchi, nord contro sud, ricchi contro poveri e tutto quello che sappiamo, che sentiamo tutti i giorni, che vogliono, come dire, ubriacarci con questi slogan. Poi però quando tocca a loro, ecco che si fa un ricorso perché si dice: "No, questa ZES unica che garantisce sgravi fiscali e contributivi per le imprese nelle regioni del sud, ovviamente a carico della fiscalità generale, perché questi sgravi li paga anche il cittadino di Bolzano, ma anche il cittadino di Sesto di Levante, sarebbero gravemente lesivi delle prerogative della regione e quindi di fatto della sua, chiamiamola così, autonomia. Ma andiamo avanti con questo discorso, secondo me almeno molto interessante per dare l'idea della incongruenza del PD, subito dopo la canzone che chiaramente ci sentiamo immantinentemente. A fra poco, ciao. E rieccoci dopo la nostra classica canzone a riprendere il filo del discorso appunto della, regione Campania che, se la prende e vuole fare ricorso presso la Corte Costituzionale perché in sostanza, la ZES unica, cioè la zona economica speciale che garantisce sgravi fiscali e contributivi alle imprese che aprono nel mezzogiorno
centralizzata, cioè nel senso coordinata da Roma, è lesiva della, diciamo, prerogative della regione. E il quotidiano del Sud ne dà conto, infatti dice, leggo un attimo: "È stato votato dalla regione questo atto politico necessario per procedere, se le strutture tecniche chiaramente riterranno percorribile il passaggio a un'istanza di incostituzionalità della norma, da presentare alla Corte, diciamo, suprema", chiamiamola così. Ehm, c'è una questione anche molto tecnica, no, nel senso, adesso non vorrei entrare poi nel tecnicismo, però in sostanza la Regione Campania dice che la scelta operata dal governo evidenzia una sostanziale asimmetria normativa tra le regioni del Mezzogiorno e le altre regioni, in quanto la normativa afferente alle zone logistiche semplificate, ZLS, di cui riconoscendo la piena competenza alle regioni interessate, applica sostanzialmente nella fattispecie un regime di autonomia differenziata, in quanto è prevista la presenza dei presidenti delle regioni e vabbè. Poi è ancora più marcato l'accentramento delle competenze in materia di sviluppo economico territoriale in un'ottica di superamento dei principi di sussidiarietà verticale rispetto all'ente territoriale deputato al governo del territorio, nonché al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico secondo un approccio di equilibrio territoriale. Cioè, poi qua il quotidiano del Sud, ehm, come dire, dice che questa c'è, questa idea sarebbe questa idea di un'autonomia differenziata alle regioni settentrionali che la richiedono in base alla legge Calderoli, e invece da una parte c'è un commissariamento delle regioni meridionali, con questa nuova ZES unica. Mhmm, cioè è un po', come dire, incongruente, perché poi bisogna andare veramente alla base, cioè nel senso che se, dico se, praticamente la regione Campania non va bene, alla regione Campania non va bene questo sistema, vuol dire che vuole difendere l'autonomia, no, cioè infatti il discorso appunto è, veramente l'incongruenza, da parte del PD, come dicevamo prima, per quanto riguarda la regione Emilia Romagna, che vuole l'intera gestione e competenza, e adesso tra l'altro la presidente facente funzione, dopo le dimissioni di Bonaccini che è stato eletto europarlamentare, è stato nominato commissario alla, diciamo, emergenza do post alluvione, e quindi adesso avrà la piena autonomia. Ma io dico: "Cavolo, quando si chiede l'autonomia si chiede per avere, oltre che la competenza, anche le risorse e di fatto poi la responsabilità, perché poi se tu sei responsabile di quello che devi fare e dei soldi che spendi per operare, no, giustamente." Ma colpisce appunto anche l'incongruenza della Campania, che se la ZES, se poteva la Campania gestire da sola, diciamo, tutti questi sgravi e incentivi, perché poi, ecco, ricordiamo un attimo questi sgravi e incentivi. Banalmente, credito d'imposta, ehm il credito d'imposta al Sud è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o di investimenti immobiliari realizzati dal 1° gennaio 24 al 15 novembre 24. Risultano agevolabili progetti di investimento di importo non inferiore a 200.000 € e nel limite massimo di 100 milioni di euro, cioè non è che parliamo di bruscolini, no. Poi c'è stato un altro decreto ministeriale che ha definito appunto gli accessi ai benefici, criteri vari. Nella ZES è previsto, come si diceva prima, anche un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato, qua addirittura per il periodo 2021-2029. Lo sgravio è pari al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 25, al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 26-27 e al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028-2029. Qua allora il tema mi sembra abbastanza chiaro, no, che la regione Campania andava bene le ZES, cioè le zone economiche speciali, quindi avere tutti questi sgravi fiscali e contributivi da applicare alle aziende, solo se poteva gestirla lei, no, mentre se invece la gestione è collegiale, perché non è che è centrale, è collegiale, perché i presidenti delle regioni della ZES fanno parte di questo gabinetto di regia, a Roma, sotto, diciamo, una vigilanza del, ministero
chiaramente la coesione che adesso è fitto, il ministro poi non so se cambierà, chi lo sa. Ma è naturale, no, che sia così, anche perché anche per quanto riguarda l'autonomia differenziata, non è che il presidente, per esempio, della Lombardia o del Veneto poi fa quello che gli pare, ma c'è sempre chiaramente una gestione all'interno di una cornice statale, cioè non c'è nessuna secessione, nessun passo in avanti, non c'è niente, c'è solo una gestione, più autonoma chiaramente su determinate materie che possono anche essere uno sgravio, diciamo, di lavoro per quanto riguarda lo Stato centrale che, per esempio, lo dice sempre il presidente Zaia: "C'era il problema dei passaporti, facciamolo noi, cioè se dobbiamo sbrigare le pratiche dei passaporti perché dobbiamo aspettare le prefetture che magari hanno già altri problemi, tipo anche dalla caccia ai delinquenti o mantenere l'ordine pubblico, facciamolo noi." Quindi non è una questione solo di dire: "Mi tengo i soldi", che poi nessun euro in più è previsto nella legge Calderoli, andrà alle regioni che chiedono autonomia differenziata. Il discorso appunto qua della Regione Campania è questo, no, cioè di dire che se i soldi, il maloppo, diciamo gli sgravi poteva deciderli lei, andavano bene. Se invece la gestione di questi sgravi, che rimangono, non è che spariscono, è collegiale, insieme ad altri presidenti delle regioni meridionali e con chiaramente un coordinamento, da parte del governo, del ministro della coesione o della ministra, chi lo sa, della coesione, allora non va più bene. Però la roba incredibile è un'altra e con questo poi chiudiamo perché fra 1 ora più o meno, anzi alle 13, chiude la raccolta firme per il referendum, per, chiedere il referendum contro per l'abolizione della legge Calderoli. Allora cosa succede? Che adesso il percorso sarà questo, beh, immagino dagli annunci che abbiamo letto e sentito in queste settimane che si è abbondantemente superato le 500.000 firme, poi ci sono anche comunque 5 consiglieri regionali che hanno chiesto referendum, sempre gli stessi 5 consiglieri regionali hanno fatto addirittura ricorso presso la Corte Costituzionale, per cui adesso la Cassazione valuterà se è possibile, come dire, valuterà tutto, le firme, tutto quanto, poi la palla se la Cassazione dice okay, la palla passa alla Corte Costituzionale che entro febbraio più o meno deve dire sì o no, a dire: "Okay, si può fare il referendum oppure no", il quale referendum nel caso si dovrebbe tenere, come scritto nella Costituzione, dal 15 aprile tra il 15 aprile e il 15 giugno del 2025. E lì poi ci sarà chiaramente il termine e il tema del quorum, perché devi superare il quorum per anche se i sì dovessero prevalere, quindi bisogna portare a votare 20, 25, 27 milioni di persone, insomma, ma quello si vedrà perché non sappiamo neanche se verrà avallato questo referendum. Ma, sempre quelli diciamo del comitato referendum, stanno proprio domani, il 25 appunto settembre, c'è questa riunione del comitato, perché nella legge Calderoli è previsto siccome si dice l'autonomia parte solo quando saranno definiti i LEP, i livelli essenziali di prestazione fra tutte le regioni, cioè una base comune e unica di partenza per tutte le regioni affinché nessuno possa essere considerato, come dire, possa essere lasciato indietro rispetto a nessun cittadino, no. Allora, c'è stato su il fatto che, qualche giorno fa, Gianfranco Viesti ha scritto che la commissione appunto CLEP, la commissione per i livelli essenziali delle prestazioni, si riunirà appunto domani, per approvare un documento in cui vengono definiti i LEP in base a caratteristiche di diversi territori, clima, costo della vita, aspetti sociodemografici della popolazione residente. E lì si è scatenato l'inferno, cioè sia il PD che M5S hanno detto: "Ah, bisogna convocare Cassese", Sabino Cassese che è presidente di questa commissione tecnica, che appunto deve gettare le basi, no, per definire, i criteri per definire i livelli essenziali di prestazione. E secondo, diciamo, i nemici, gli avversari dell'autonomia differenziata, non va bene inserire criteri come clima, costo della vita, aspetti sociodemografici. Però noi facciamo un piccolo ragionamento, cioè nel sud rispetto al nord, il costo della vita è più basso o più alto del nord? Lo sappiamo tutti. A sud è più basso il costo della vita. Sappiamo tutti che un dipendente pubblico prende lo stessi soldi a Catanzaro come a Padova, giusto? Un insegnante o chiunque sia, perché il contratto è unico e nazionale. Però chiaramente, lo sappiamo tutti, da decenni il costo della vita è diverso al sud rispetto che al nord. Non dico che sia giusto o sbagliato,
è diverso. C'è anche un tema appunto demografico, no, lo sappiamo tutti, anche in questo caso, che ahimè qualcuno sarà felice, qualcun altro no, però il problema è che il Sud si sta, spopolando, non da un giorno, ma e non per colpa dell'autonomia che non c'è, ma per colpa forse del centralismo che ha applicato politiche sbagliate chiaramente sui territori, e l'andamento demografico è negativo, no, per cui, addirittura ci sono genitori che arrivati alla pensione decidono di seguire i figli al nord, perché per stare proprio vicini ai propri figli e quindi non solo non rimangono i giovani al sud, ma non rimangono nemmeno i pensionati e quindi i paesi si spopolano. Poi c'è l'altro tema che è il clima. Allora anche lì, parliamo sempre di cambiamento climatico. Sarà diverso il clima del sud rispetto al clima del nord o no? Benissimo. In base a questi criteri, che non sono chiaramente divisivi dai cittadini, ma solo a parer mio, veritieri, perché devi focalizzare cosa sta come è messo un territorio. Se io devo definire i livelli non so, le spese di un ospedale, facciamo un'ipotesi per il gas, no, per il termosifone, è ovvio che le spese dell'ASL di Catanzaro saranno diverse dalle spese dell'ASL di Belluno, giusto? Perché a Belluno forse fa più freddo, forse non lo so. Anche considerando poi la questione demografica, perché se io so che ci sono meno bambini al sud rispetto al nord, forse bisognerà fare degli interventi per i LEP, livelli essenziali di prestazioni, un po' diversi. Bisognerà magari puntare di più su, situazioni di emergenza, su un qualcosa che riguarda più la cura degli anziani al sud rispetto che al nord, o viceversa, non lo so, non sono un tecnico, però è giusto che adattare la politica e gli investimenti e i soldi chiaramente alla situazione reale, non al libro dire: "No, ma siamo tutti uguali". Sì, siamo tutti uguali perché, ci mancherebbe, i contratti nazionali son tutti uguali, tutto quello che è. L'ospedale deve avere ovviamente livelli di base, perché ci mancherebbe altro, deve avere un pronto soccorso, alcune però è ovvio che clima, costo della vita, cioè non possiamo, come dire, non vedere la realtà. Solo chi, secondo me vuole male al Sud, vuole, vedere una realtà che non c'è e raccontarne una che non c'è, o addirittura dire che si vuole dividere i cittadini in serie A e serie B. Solo se tu conosci la malattia puoi fare, avviare una cioè una cura mirata per, guarire diciamo il paziente. Se invece tu dici: "Okay, diamo 3 aspirine, 4 il solito la cura uguale per tutti", allora il malato resta malato e il sano stai buttando via i soldi. Ci sentiamo, ci vediamo la prossima settimana sempre qui su Radio Libertà, ragioniamoci sopra. Un saluto da Giuliano Zulin e come sempre buona autonomia a tutti.